Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi parliamo di un'iniziativa che si svolge a partire da domani alle 11 e si concluderà domenica alle 11. Comunque ne parleremo assieme a Mario Cerne, che è il presidente dell'Accademia del Fumetto di Trieste. Buongiorno. Grazie Cerne per essere tornato nei nostri studi. E con noi anche Stefano Minniti, che è il direttore delle Torri d'Europa. Grazie Buongiorno. per essere con noi. E poi è con noi anche la dottoressa Sandra Dudine, che è presidente della sezione triestina della LILT. Grazie per essere tornata nei nostri studi. Allora, si tratta di una 24 ore di fumetto, è una specie di maratona, se così vogliamo, che appunto si tiene alle Torri d'Europa, e lo scopo di questa iniziativa è benefico, perché andrà, il ricavato di quello di cui adesso parleremo andrà a favore della LILT. Allora mi consente, dottoressa, di cominciare non con una signora ma con un uomo, perché qui la cavalleria salta, perché se no non si capisce di cosa stiamo parlando. Allora Cerne, che cosa succederà? Allora, succederà un evento molto bello e anche emozionante, una 24 ore di fumetto in cui 32 disegnatori, è un numero molto alto, si presteranno per tutta una giornata, giorno e notte, a disegnare e realizzare alla fine un albo a fumetti, i cui proventi andranno destinati alla LILT. E quando abbiamo avuto quest'idea, sono passati mesi, perché per organizzare una cosa del genere sembra facile, ma è molto complesso. E c'è stato subito l'incontro con il dottor Minniti, eccezionali come organizzazione, come collaborazione, devo dire bellissimo, e subito è venuto in mente: come facciamo, cosa facciamo? Siccome tra l'altro quest'anno cade il nostro 20° e volevamo festeggiare in maniera degna, e allora un nostro socio ci ha detto: ma perché non facciamo qualcosa a favore della LILT? E poi da questo, insomma, dall'embrione nasce poi la conoscenza con la LILT, la collaborazione fattiva con le Torri, i ragazzi che sono entusiasti, tutti gasatissimi, perché li sto sentendo di ora in ora, e quindi accadrà questo. E devo dire che è un evento nobile. Sì, certo. Assolutamente nobile, e siamo orgogliosi di farlo. Allora, tanto dove li mettete? Tutta sta gente. Questa è una bella domanda, nel senso che quando abbiamo già avuto delle collaborazioni con l'Accademia del Fumetto, e c'erano degli spazi dove alcuni ragazzini, bambini e ragazzi partecipavano alle loro lezioni disegnando. Poi quando Cerne è arrivato mi ha detto: ma si potrebbe fare questa cosa qui? Guardi quella camera, okay. Chiedo scusa. Si potrebbe fare questa cosa qui, è stato un attimo prima scioccante, perché ho detto 24 ore, dove li mettiamo 24 ore attivi? E dopodiché abbiamo detto: ok, spostiamo tutto, cambiamo un po' lo spazio. Abbiamo deciso il primo livello commerciale, dove ci sono normalmente carrelli delle Coop, ci sono magari le macchine in mostra, eccetera. Abbiamo spostato tutto e abbiamo creato 6 zone diverse, con tavolini per i disegnatori, secondo le istruzioni che l'Accademia del Fumetto ci ha dato, dove loro durante gli orari di apertura del centro saranno visibili a tutti fino a tarda notte. Poi dopo, quando si chiuderà il centro commerciale di notte, loro continueranno a disegnare con i nostri servizi che gli staranno dietro, quindi ci sarà un servizio di rinfresco per loro, ci saranno le luci accese per loro, ci saranno alcune cose cui si è dovuto pensare, perché non è la normalità avere H24 persone insieme a te. Sarà una situazione tipo Charlie Chaplin in tempi moderni, quando rimane una situazione diversa, che sono quelle che ci piacciono, no? Quando c'è qualche cosa di diverso, di nuovo, ma lo facciamo anche volentieri, perché poi tutte queste cose messe insieme faranno capo a una fine di questo evento, che sarà chiaramente un fine benefico, uno scopo benefico, che poi dopo adesso lo presenteranno loro, uno scopo pro LILT. Allora, immagino che questo vi abbia fatto piacere, ma vi abbia anche un po' incuriosito, no? come cosa. Confesso che io personalmente non conoscevo l'Accademia del Fumetto, è stato un piacere conoscerli e conoscere la loro attività, che si svolge durante tutto l'anno e che crea anche dei laboratori per i bambini molto belli, anche d'estate, no? Quest'anno ci saranno.
Oltretutto noi quando riceviamo questi attestati, no, di collaborazione e anche riceviamo delle raccolte fondi, vogliamo sempre individuare uno scopo che poi sia visibile a tutti. E in questo caso, se posso dirlo, contribuiremo a rendere, a umanizzare le pareti della brachiterapia, della radioterapia interna presente all'ospedale Maggiore e nel reparto di radioterapia faremo parte di una piccola cordata. C'è una artista che ha ideato la colorazione, il disegno sulle mura di questa stanza dove c'è questo strumento per i pazienti, e verrà disegnata, vista dal mare, la città di Trieste nelle 4 pareti, e quindi i pazienti che per fare la brachiterapia vengono anche dalle altre città della regione saranno accolti dalla nostra città. Cos'è la brachiterapia, mi perdono? È una radioterapia interna, cioè le sonde, la sonda viene inserita all'interno del corpo del paziente per fare la radioterapia, insomma una tecnica particolare. Allora, che cosa disegnerà? Cioè, c'è un tema che avete scelto oppure? Sì, abbiamo deciso di far tornare Uber France, da un'idea di 2 miei colleghi, Giulio Riosa e Luca Vergerio, di qualche anno fa, di creare un supereroe triestino, Uber France, sì, quindi le fattezze di Francesco Giuseppe, supereroistico, però sin dall'inizio i miei colleghi hanno detto: noi vorremmo utilizzare questo personaggio solo per scopi benefici e non per altro. Infatti nel 2016 lo utilizzammo per il burlo, Pro Burlo, fu un successone, e per questo abbiamo pensato di riprenderlo, proprio perché avendo un grande successo, immaginate le tavole saranno tutte in dialetto triestino, quindi... Io volevo far vedere perché questo sarebbe Uber France, sì. magari se riusciamo a stringere infatti io avevo colto una certa somiglianza, ma pensavo che fosse altro, invece se non è stato vedere, casuale. Si capisce che è Francesco Giuseppe, insomma, per cui sarà contento Alessio Colautti, poi dovrò anche farglielo vedere. Quindi sono delle avventure in pratica. Sì, sono delle avventure divertenti, supereroistiche, in dialetto. La volta scorsa non esistono più coppie, perché furono letteralmente esaurite, e quindi facendo forza su questo abbiamo detto perché no, e i miei colleghi realizzeranno 6 storie, le ho scritte tutte io, che andranno a comporre questo volumetto. I proventi spero... Ma durante queste 24 ore si potrà anche parlare cioè la gente là potrà essere anche incuriosita, scambiare 4 chiacchiere? Certamente. Questo è ancora più... Nei nostri eventi che facciamo queste extempore c'è il contatto con il pubblico, se qualcuno chiede si risponde, insomma, eccetera. Sì. Questo anche... questi quindi rimangono anche di notte? Sì, rimangono dentro di notte, quindi abbiamo un attimo pensato anche a loro, a parte le tratte di caffè che immagino avranno necessità di avere di notte, ma comunque è una cosa per la quale, ripeto, di solito non si è strutturati ad avere persone H24 interne. L'abbiamo fatta ben che volentieri, tra l'altro attrezzando tutta una zona con tavolini, prese di corrente, perché insomma Cerne mi spiegava che hanno la necessità chi di disegnare con tradizionalmente, chi con tablet. Pensa anche stili differenti a disposizione. Quindi... Tra l'altro ricordiamo anche, direttore, che le Torri d'Europa è spesso aperta a questo tipo di iniziative, altre realtà, forse anche la Lilt credo, ma per esempio mi vengono in mente le vendite di uova di Pasqua, e di recente credo c'è stata
dov'è che siamo anche venuti? Una cosa fatta dalla polizia e dagli agenti di polizia penitenziaria. Ce ne sono tantissime di appuntamenti, momenti in cui Torri d'Europa è vicino alla città di Trieste e a tutti, nel senso che comunque è una piazza, un posto, un luogo pubblico di tutti, nel senso dove le associazioni, sia a scopo benefico che a scopo umanitario, tutti quelli che hanno la possibilità di rappresentare le esigenze e le necessità di altro, hanno il loro spazio, cioè concediamo il loro spazio normalmente. Sì, ci sono anche manifestazioni di livello, quali esempio questa, che è una cosa particolare con l'evento benefico alla fine. Poi dopo abbiamo anche più momenti istituzionali, l'ultima era sulla sicurezza stradale, quella che dice lei, quella dove avevamo polizia, carabinieri, vigili urbani, le vigili del fuoco, insomma tutti gli enti rappresentati per la sicurezza stradale. Faccio magari altri esempi. San Nicolò si mette in moto, molto presente in città, quindi lo sapete perché in città gira questo torpedone di motociclette il primo weekend il primo sabato di dicembre, poi arrivano tutti da noi dove noi offriamo un rinfresco, ma San Nicolò si porta dietro un sacco di beneficenza per la nostra città. Ci sono parecchi momenti in cui siamo collegati. Questo con l'Accademia era molto bello, ma perché è nato spontaneamente dopo tutte le lezioni che anche loro facevano i ragazzini da noi. Devo aggiungere qualcosa che vedevo? No, allora, guardavo, pensavo, lo ascoltavo. Tra gli ospiti delle volte e il conduttore c'è un dialogo fatto di sguardi, eccetera, delle volte. Allora, ci abbiamo verso la conclusione, abbiamo ancora 4 minuti scarsi. Ricordiamo, adesso lo facciamo sempre, però ricordiamo anche il compito della LILT e diamo giusto un accenno a quelle piccole regole di vita sana che danno una mano. Sì, la mission della LILT è proprio quello di divulgare la prevenzione primaria, appunto regole di vita sana, come dice lei giustamente, che significa alimentazione, significa movimento, significa mantenimento di un equilibrio psicofisico nel quanto si può. E prevenzione secondaria, noi appoggiamo sempre gli screening istituzionali, i 3 screening della Regione e la diagnosi precoce, e poi la vicinanza alla cosiddetta prevenzione terziaria, cioè la vicinanza a chi ha già avuto una malattia neoplastica e deve non ricadere in un'altra recidiva. Quindi diciamo, cerchiamo di anche interpretare quelli che sono i bisogni della città e anche i bisogni delle persone. Per questo ci fa molto piacere essere presenti non soltanto nelle solite sedi che sono la nostra sede di Piazza Ospedale, gli ospedali, l'ITIS dove sosteniamo lo screening eccetera, ma anche in luoghi diversi, tipo il centro commerciale o qualche piazza o qualche distretto. Sì. Allora, abbiamo tempo soltanto, solo una mia curiosità, certo. Poi dopo diamo nuovamente l'appuntamento. Il fumetto, no? Ormai è diventato anche arte e cultura. Su Robinson di Repubblica ogni settimana c'è l'intervista con un autore di fumetti, eccetera. Però, come posso dire, il fumetto deve essere anche divertimento. Sì. La forza del fumetto è essere tutto questo. Tutto questo, sì, tutte essere due le cose. Cultura, arte e divertimento. Le cose non nessuna delle cose esclude l'altra. Quindi sì, cioè, io credo che sia proprio il fatto stesso dell'esistenza del fumetto che raccoglie tutte queste sfaccettature. Quindi ci sta benissimo. Ed è così popolare proprio per questo. C'è il fumetto più alto, il fumetto è il fumetto, sì, però il fumetto più alto è quello invece proprio divertentissimo che va alla pancia dei lettori e ridi. E forse è quello che resta alla fine. Certo. Io sono ancora legato a Geppo e non a Belarda, quelle cose là che erano robe che... Vabbè. Allora ricordatevi, domani a partire dalle 11 e fino alle 11 di domenica 11, si rischia di andare anche in tilt, 24 ore di fumetto alle Torri d'Europa a favore della LILT. Facciamo così,
magari quando tutto è pronto, eccetera, magari tornate, così ne parliamo a Trieste in diretta, facciamo vedere anche il fumetto, la pubblicazione, così ne riparliamo a ragion veduta, come si dice. Grazie allora a Mario Cerne, Stefano Minniti e Sandra Dudine per essere stati con noi. Grazie. Buon lavoro. Grazie a voi. E per questa extempore, ma anche per tutto il resto delle vostre attività. E noi ci vediamo dopo la pubblicità con il telegiornale delle 13:20. Grazie. Grazie. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti al telegiornale delle 13:20. 4 veicoli incendiati a Servola nottetempo, 2 persone ustionate nel tentativo di spostare i mezzi in sosta. Un video di sorveglianza già acquisito dalla polizia incastra il piromane incappucciato, per la cui identificazione si sta procedendo. 4 auto bruciate nel raggio di 1,5 km fra l'1:45 e le 3:30 della scorsa notte, da via Capodistria a via Orsera sino a via della Pace. Servola, Ponziana, Campanelle e Poggi Paese sono i rioni della periferia est di Trieste colpiti dall'azione di uno o più piromani negli ultimi 2 anni e mezzo. Il primo episodio risale al novembre del 2023 a Servola e proprio in questo rione dove tutto ebbe inizio i piromani sono tornati a colpire nella notte a fuoco 4 veicoli. 2 automobili, uno scooter e una moto. Nella periferia est di Trieste torna la paura. Erano le 3 di notte quando i residenti della casa vacanze Le Rose in via dei Giardini hanno sentito un forte botto. Scesi nel parcheggio interno hanno visto i loro mezzi bruciare. Nel tentativo di spegnere le fiamme, i proprietari dei veicoli, marito e moglie, sono rimasti coinvolti nell'incendio. Lui ustionato ai piedi, lei alle mani, oltre a un principio di intossicazione. Fortunatamente le ferite non sono gravi. I danni minori che comunque hanno compromesso il veicolo sono quelli di questa Suzuki blu, ma guardiamo invece gli altri veicoli, questa automobile e poi naturalmente anche lo scooter e la moto. I mezzi sono ormai irriconoscibili, completamente sciolti dal calore delle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, mentre i medici del 118 arrivati con l'ambulanza prestavano i primi soccorsi ai feriti. La Polizia di Stato invece ha avviato le indagini, sì perché l'incendio è doloso. Nei filmati delle telecamere di sorveglianza della casa vacanze consegnate agli investigatori si nota un uomo incappucciato con uno zaino in spalla e con il volto coperto da una mascherina. Ha gettato della benzina sui mezzi e gli ha dato fuoco. Da chiarire se l'uomo ha agito da solo, ma soprattutto se quest'ultimo episodio è collegato agli altri avvenuti nella periferia est di Trieste negli ultimi 2 anni e mezzo. Ed ora la testimonianza di un uomo rimasto ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme che hanno avvolto i 4 veicoli che si trovavano nel parcheggio della casa vacanze Le Rose. Ora, lei è una delle persone coinvolte perché è vittima dell'incendio che c'è stato questa notte. Sì, io fondamentalmente stavo dormendo e ho sentito un forte botto. E era una delle gomme di questa macchina qui che è esplosa e fondamentalmente quando ci siamo affacciati abbiamo visto appunto questi 2 motorini qua e la macchina in fiamme e quindi siamo usciti. Lei ha provato, mia moglie ha cercato di spostare la sua auto, solo che in realtà non si era accorta che era in fiamme anche lei, allora ovviamente non ha avuto la possibilità di farlo perché sì, meno male anzi che non l'ha fatto. E niente, abbiamo chiamato i soccorsi, io avevo 2 estintori dentro, ho provato a usarli, solo che non trovando le scarpe sono rimasto un po' vedo le ferite ai piedi, a entrambi i piedi. Sì, alle piante dei piedi e mia moglie è rimasta scottata invece sulle mani perché ovviamente ho provato a toccare la macchina, no? E niente, sono arrivati per fortuna i vigili del fuoco in tempi abbastanza celeri, così come l'ambulanza. Ovviamente essendo veramente tardi abbiamo avuto almeno questa fortuna. E niente, hanno fatto il loro lavoro, non ci sono stati altri danni a parte le nostre vetture e basta. Quindi l'auto incendiata, quella blu di sua moglie o anche sua, e queste qua invece? Sa di chi sono? Tutte quante, questa è di mia moglie, questo è il mio suocero, questa era la mia moto e questo era lo scooter di mia moglie. Noi abbiamo le telecamere e abbiamo prodotto i video
a chi di dovere e speriamo insomma che si recuperi responsabili. Che si recuperi responsabili. Sì, speriamo nella legge insomma. Come stanno i suoi piedi? Come sta sua moglie? Mia moglie sta meglio dei miei piedi, sicuramente. Fortunatamente anche sono felice di questa cosa. Tanto male? A vonde, insomma sì, dà fastidio perché camminando sì, ovviamente il mio peso grava sulle scottature, però sì, riconosco che poteva andare peggio e quindi io fin quando c'è la salute totale insomma c'è tutto, poi le macchine si ricomprano insomma, no? Ed adesso la gioia di Trieste per l'annuncio dell'elezione di Papa Leone XIV. Abbiamo seguito il momento assieme al Vescovo Trevisi e a una folla di fedeli in festa davanti alla sede della Curia Vescovile in Cavana. L'annuncio dell'elezione di Papa Leone XIV è arrivato quasi al termine di un'iniziativa che la diocesi triestina aveva organizzato ieri in Curia, il che ha consentito al Vescovo Trevisi di condividere con i fedeli un momento storico. Eravamo qui a pregare per la pace, le sue prime parole sono quelle del Signore risorto, la pace sia con voi, il dono di Cristo risorto. Non è la pace del mondo, è la pace che è radicata nel Signore che sconfigge la morte. Il Vescovo quindi ha seguito, sempre in mezzo ai fedeli, le prime parole pronunziate dal nuovo pontefice, che subito hanno fatto il giro del mondo. La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Difficile è ovvio prevedere ora come sarà il pontificato di Prevost, pure al Vescovo la biografia di Leone XIV qualcosa suggerisce. Conosce molto la Chiesa, il mondo, le tensioni, le speranze, le fatiche. Ha fatto anche questo accenno ad una Chiesa missionaria, che vuol dire che il Vangelo è qualche cosa che non possiamo che condividere e fare in modo che gioiosamente arrivi anche nel cuore dei fratelli e delle sorelle che incontriamo. Monsignor Trevisi, fra l'altro, ha avuto modo in tempi recenti di incontrare l'allora cardinale quando ricopriva il ruolo di capo del dicastero dei nuovi vescovi. È una persona, la ricordo, pronta ad ascoltare. Non è che ha dato delle soluzioni e così via, ma il fatto di essere ascoltati sappiamo che è una delle prime cose di cui tutti sentiamo il bisogno. E questa mattina Bernardo Gulotta ha raccolto l'opinione dei cittadini di Trieste che, per quanto concerne il nuovo Papa, hanno espresso curiosità e ne hanno per lo più apprezzato il primo impatto e il primo discorso. Robert Francis Prevost, ora conosciuto come Papa Leone XIV, dopo il quarto scrutinio alla Città del Vaticano è stato eletto infatti il nuovo Papa. Andiamo a sentire se i nostri concittadini hanno seguito, si sono interessati, cosa ne pensano. Prima impressione sì, mi piace. Sì. Si aspettava lui o qualcun altro? Ma per dire la verità non avevo fatto previsioni perché lo Spirito Santo soffia dove vuole lui, non so. Mi sembrava che seguirà le orme del Papa prima, insomma. Speriamo almeno. Non ho seguito molto, grazie. Non lo so, dà l'impressione una persona molto controllata e poi vedremo cosa farà. Il statunitense può avere qualche riflesso secondo lei? Penso di no, penso di no. Statunitense, ma ha vissuto un mucchio di tempo in Sud America, quindi sarà un po' come il Papa precedente, forse. Mi piace molto perché era emozionato, umano, mi piace. È una bella figura, sarà senz'altro bravo. È una buona impressione mi ha fatto, devo dire la verità. Che porti forse la pace, no?
Sì, senz'altro. È quello che lui desidera, quello che desideriamo tutti. Auguriamoci che segua un po' quello che ha iniziato Francesco, naturalmente, e poi speriamo, insomma. Guardi, io sono rimasta senza la TV, ma a sentirlo alla radio mi sembra bene, anzi molto bene. Le piaceva anche il Papa di prima? Sì, anche quello di prima, però il discorso di questo anche molto... Sì, ecco, mi sono commossa proprio, le dico il vero. Pensavamo un italiano, sinceramente, però ben venga, dai. Finalmente un americano? Si aspettava qualcun altro? No, assolutamente no. E prima impressione su questo Papa qual è? Proprio così come persona? Come persona serio, sa cosa dice, simbolico, va bene, dai. Spero che il nuovo Papa sappia costruire dialogo, unità nella Chiesa e connessioni in un mondo che in questo momento vive grandi difficoltà. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga sull'elezione di Papa Leone XIV. Si è insediato un nuovo Papa Leone XIV, ed è un Papa americano. Le chiedo la sua valutazione e quanto questo possa contare anche sugli scenari mondiali, quelli legati ovviamente ai conflitti, ma anche alle altre situazioni. No, non spetta a me ovviamente fare valutazioni sul Santo Padre, ho voluto fare ieri un comunicato felicitandomi ovviamente per l'elezione del nuovo pontefice e sperando che prosegua quella missione della Chiesa. Sono convinto che sarà così, che è una Chiesa che riesce ad unire e a creare dialogo e a creare connessioni nelle varie parti del mondo che oggi vive momenti particolarmente difficili. Ieri si è insediata la nuova procuratrice capo a Trieste, è preoccupata per baby gang e microcriminalità. Su questo stiamo facendo un lavoro importante e devo dire che seppur non viviamo situazioni emergenziali come in altre parti d'Italia, ma dobbiamo intervenire sia nella parte repressiva che nella parte di prevenzione. Su questo, come ho avuto modo di dire, stiamo proprio effettuando uno studio come Regione per cercare di analizzare tutti i fenomeni legati in particolar modo alle baby gang, le origini e come poter appunto cercare di avere un approccio preventivo rispetto alla diffusione di questi fenomeni criminali. Questo pomeriggio incontrerà l'ambasciatore di Taipei. Possiamo anticipare qualche argomento? Si parlerà di aspetti economici, commerciali? No, ascolterò ovviamente con attenzione perché può essere molto interessante anche in relazione agli scambi commerciali e alla dislocazione logistica di Trieste per l'Europa e del Friuli Venezia Giulia per l'Europa, un rafforzamento dei rapporti con Taipei. Quindi la direzione è quella, esattamente quella che ho tenuto con il Giappone, con il quale mi auguro presto sigleremo con alcuni territori degli accordi specifici e cui vorrei ovviamente rafforzare con l'India e col Medio Oriente. Domanda sempre sul terzo mandato, a che punto siamo, cosa possiamo dire? Dovete chiedere al Consiglio, io come sapete non mi interesso direttamente degli assetti elettorali della Regione, come non ho fatto lo scorso mandato non lo farò in questo, c'è una discussione in maggioranza quanto mi risulta, di cui non sono protagonista. Si è sentito con il Ministro della Salute per questi problemi della sanità? L'ho sentito. E stiamo lavorando come conferenza delle regioni e devo ringraziare le regioni per l'enorme lavoro che stanno facendo, non avendo ancora tutti gli strumenti disponibili per affrontare, penso, il tema delle liste d'attesa, penso il tema della medicina del territorio. Mi auguro che il prima possibile le regioni potranno avere tutti gli strumenti per intervenire, perché tante cose non sono di competenza nostra. Noi abbiamo la parte organizzativa sul territorio, ma la parte ordinamentale è legata molto alle scelte nazionali. Del Papa e anche del Giappone, della visita del Presidente in Giappone, seppur indirettamente, ha parlato con noi il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico, saluta positivamente la figura del nuovo Papa, anche per il nome che Prevost si è scelto, Leone XIV, che richiama il pontefice con lo stesso nome, che dimostrò grande attenzione al mondo del lavoro. Fu la declinazione della dottrina sociale della Chiesa, che è quella che secondo me ancora ispira il sistema europeo, che è molto legato a un capitalismo mitigato, direi keynesiano, che ha molto a cuore anche il welfare
di chi lavora nelle aziende. Ieri, poco prima della fumata bianca, fra l'altro, governo e sindacati si sono incontrati per parlare di sicurezza sul lavoro, un tema che sta a cuore a tutti e attorno al quale il Friuli Venezia Giulia ha dimostrato un'attenzione particolare, illustrata pure ad Osaka nei giorni scorsi durante l'Expo. È un sistema virtuale che usa l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, gli ambienti immersivi, per fare in modo che uno possa formarsi nella scuola e nelle fabbriche, affrontando tutti i rischi potenziali che ci possono essere in fabbrica senza correrli concretamente, perché è l'avatar con la rappresentazione dell'operaio che, frequentando tutta la fabbrica, incontra tutte le possibili problematicità e i rischi di incidente anche grave, e quindi impara ad evitarli. Adesso, giusto un attimo prima del collegamento con la sala operativa della polizia locale, vi do gli ospiti di Ring, che inizia alle 21:10 con un'intervista al sindaco di Piazza, poi Roberto Cason di Idea Giuliana, Stefano Bernobic della Lega, Luca Bressan del Partito Democratico e Giorgio Sclip della lista Russo. Punto franco. Siamo allora collegati con la sala operativa della polizia locale, ci aspetta, e chiedo scusa per averlo fatto attendere un po' di più, l'ispettore Schillani, al quale cedo subito la linea per le consuete comunicazioni riguardo traffico e viabilità. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori, nessun problema, siamo qui a disposizione. Grazie. Allora, la mattinata trascorsa tranquilla, nulla da rilevare, le manifestazioni, i lavori segnalati questa mattina si sono svolti regolarmente. Attualmente siamo in via Paesello 6, è avvenuto un incidente che per fortuna ha solo danni materiali, ma mi dicono ingenti. Siamo sul posto per i rilievi e potrebbe esserci dei rallentamenti in zona, quindi da via Costalunga a via Paesello c'è questo incidente con dei rallentamenti in zona. Per quanto riguarda il pomeriggio, un appello, più che una segnalazione, un appello per quanto riguarda le soste. Siamo in via Marconi, fronte Civico 2, e in via Ghirlandaio, Civico 13, stanno effettuando dei lavori di rifacimento a segnaletica orizzontale, dobbiamo sgomberare i veicoli, i divieti erano già stati posti nei giorni precedenti, quindi un appello, se qualcuno sente il collegamento, se può portarsi presso i propri veicoli. Questo è un appello per il pomeriggio. Per la serata nessuna manifestazione, anticipo brevemente la giornata di domani che il problema dei parcheggi sarà di nuovo ricorrente, in quanto primo arriva la nave da crociera, quindi la zona antistante marittima sarà interdetta alla sosta dalle ore 12. Inoltre inizia la manifestazione del Make Fair in Piazza Unità, quindi oltre naturalmente un aumento di traffico per l'accesso delle persone interessate alla manifestazione, ci sono dei divieti che sono stati posti nella zona retrostante della Piazza Unità stessa, quindi siamo in via Malcanton, da Vecchia e da Granatieri, quindi tutta questa zona potrebbe avere dei rallentamenti, soprattutto per la mancanza di parcheggi, anche come già avvenuto nell'altro ponte. Il problema sulla via Teatro Romano, se il parcheggio San Giusto si riempie troppo presto e quindi i veicoli attendono in fila creando dei rallentamenti. Saremo naturalmente in zona con il nostro personale, parecchie pattuglie per evitare questo problema di intasamento e di blocco della viabilità. Ultimo appello sempre per domani, sabato ecologico della Cegas, siamo via P. Giulia, alla curva altezza ciclabile, posti i divieti, quindi da domani non parcheggiare per l'apposizionamento dei mezzi della Cegas. Altre cose al momento non da riferire, quindi restituirei la linea. Grazie ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. È diventata definitiva la condanna per omicidio colposo a carico di Loris Tramontin di Azalea Promotion per la morte del giovane travolto dal palco in allestimento per il concerto di Jovanotti nel 2011. Il 12 dicembre del 2011 Francesco Pinna, 20 anni, fu travolto e ucciso dal crollo del palco in allestimento per il concerto di Jovanotti a Trieste. Dopo 13 anni si chiude la vicenda giudiziaria con la condanna definitiva per omicidio colposo a 1 anno e 3 mesi di reclusione, pena sospesa, a carico di Loris Tramontin, titolare della società organizzatrice dell'evento, la Azalea Promotion. In primo grado i giudici avevano condannato Tramontin ad 1 anno, 10 mesi e 15 giorni, ritenendolo responsabile perché in qualità di committente avrebbe dovuto nominare un addetto alla sicurezza che a sua volta avrebbe dovuto assicurarsi della tenuta del palco e in caso di problemi allontanare visitatori
facilitatori e addetti. Il primo appello ribaltò la sentenza assolvendo l'imputato. La procura si appellò poi alla Cassazione ottenendo la cancellazione dell'assoluzione e il rinvio ad una nuova sezione della Corte d'Appello per rifare il processo, sempre a Trieste, in cui i giudici nel giugno del 2024 ripristinarono la sentenza di primo grado, alleggerendo solo l'entità della pena. La condanna è diventata definitiva dopo la seconda pronuncia della Corte di Cassazione, che ha rigettato l'appello presentato dall'avvocato difensore Riccardo Cattarini, che puntava ad annullare la sentenza dell'appello bis. Tramontin dovrà risarcire in sede civile i danni ad un'altra persona coinvolta nel crollo del palco, rappresentata dall'avvocato Rino Battocletti, rimasta gravemente ferita. Volgono al termine i lavori per la pista ciclabile in Viale D'Annunzio. La prossima settimana si concluderà la pitturazione in resina dei marciapiedi. Gianluca Paladini ha sentito l'assessore Babuder. La prossima settimana termineranno i lavori di pitturazione con la resina, per cui restituiremo gli spazi anche agli esercenti con la possibilità, con la bella stagione, di poter mettere fuori dehors. Abbiamo realizzato alla fine di Viale D'Annunzio, qui in corrispondenza di Largo Sonino, regolarizzato dei parcheggi ulteriori, e anche in via Raffineria, avendo posizionato dei diversi stalli per il carico e lo scarico delle merci più vicino agli esercenti commerciali, torneranno ad essere disponibili tutti quelli che in precedenza erano riservati, per cui la via Raffineria, che adesso dovrebbe essere impercorribile o percorribile solo per i bus, tornerà a disposizione dei cittadini e soprattutto dei residenti, sia per muoversi sia anche per parcheggiare in maniera regolare senza il timore delle sanzioni. Sono sempre stato un po' titubante, lo dico, nel realizzare le ciclabili, soprattutto perché difficilmente vengono apprezzate e comprese. In questa zona è stato un intervento all'inizio anche molto contestato. Non nascondo di ricevere diversi ringraziamenti da chi invece adesso vive quei nuovi marciapiedi in termini proprio di abitazioni, che non ha più la macchina in cucina, in salotto, in soggiorno, ma riesce ad uscire. Andiamo in pubblicità, poi torniamo con altri servizi, rimanete insieme a noi. Rientriamo in studio. È passato in sesta commissione il piano triennale per le scuole della Regione, che stanzia per il triennio 2025-2027 10 milioni di euro. Ammontano a 10 milioni di euro le risorse che la Regione stanzierà nel triennio 2025-2027 per lo sviluppo dell'offerta formativa scolastica. Nel 2018 erano appena 2 milioni, nel triennio scorso 7 milioni e mezzo. Lo ha comunicato oggi in Consiglio regionale l'assessore all'istruzione Alessia Rosolena. Gli interventi saranno attuati nel rispetto dell'autonomia scolastica, secondo indicazioni in merito alle aree tematiche che la Regione ritiene strategiche sulla base di un percorso di condivisione con il mondo della scuola, che, come la stessa Rosolena ha sottolineato, nel triennio 2021-2024 ha coinvolto 342 scuole e 149.000 alunni. I percorsi riguardano il potenziamento delle competenze linguistiche, l'adozione di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, il potenziamento delle competenze nella cultura musicale e nell'arte, delle conoscenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nella scuola, l'integrazione del sistema educativo con gli altri componenti del sistema economico-sociale regionale e lo sviluppo di competenze e conoscenze in ambito europeo. A questi finanziamenti vanno aggiunti i 15 milioni e mezzo di euro attraverso i quali la Regione interviene a sostegno della progettualità delle scuole e che riguardano una serie di interventi a favore di alunni con disabilità, ma anche tutta una serie di tematiche che riguardano l'inserimento sempre maggiore delle scuole nella realtà del territorio. Gli alpini sono partiti alla volta di Biella per unirsi alle altre penne nere per la 96esima adunata nazionale. La sezione triestina ricorda l'impegno in ambito civile e anche in ambito sociale durante la sua storia. Uno dei nostri fiori all'occhiello è proprio la protezione civile, non solo quelli di Trieste, perché siamo tutto sommato in pochi, ma tutta la protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini è sempre attiva in tutti i campi. Non è solo una festa, ma anche celebrazione di valori. Gli alpini della sezione di Trieste sono partiti alla volta di Biella per la 96esima adunata nazionale e proprio loro apriranno la sfilata delle sezioni del Friuli Venezia Giulia nella mattinata di domenica, giornata finale del raduno che la nostra emittente seguirà in diretta fin dalle 7:30.
Una celebrazione di valori, dicevamo, ma anche del sacrificio, mettersi a disposizione per aiutare e ricostruire, come insegna la storia del Corpo degli Alpini. Con tutte le specialità, dalla parte sanitaria ai squadre cinofili con varie specializzazioni, noi abbiamo i cucinieri anche, per dire, perché ogni reparto, ogni sezione ha dei propri incarichi ben definiti e quindi siamo operativi al 100% in qualsiasi situazione. Voglio anche ricordare che purtroppo ricorre l'anniversario del terremoto del Friuli del 76, in cui la sezione di Trieste e tutte le sezioni degli Alpini d'Italia si recarono proprio a lavorare nel Friuli per ricostruire il Friuli. La sezione di Trieste era anche responsabile di un campo di lavoro, in quel di Attimis, e in quel campo di lavoro noi in quel periodo prendevamo le ferie per andare a lavorare gratis ovviamente ad Attimis a ricostruire le case. Quindi vedete che si continua questa linea rossa che lega gli alpini al volontariato, che lega gli alpini all'amicizia, che lega gli alpini all'amore di patria. È una cosa assolutamente incredibile questa della Dunata. È tutto per questa edizione, vi ricordo 17.55 Trieste in diretta, 19.30 il telegiornale e alle 21.10 Super Giù l'appuntamento con Ring. A più tardi, buon pomeriggio.